Allora, buonasera a tutti, virtualmente spero che ci siate. Guido Baldari coordina dalla tribuna stampa. Le domande verranno prima fatte al nostro capitano Lorenzo Insigne. Guido, se mi senti, Sì, vai con... possiamo partire con Sky. Francesco Modugno, Sky Sport, buonasera. Ciao Lorenzo. Lorenzo, comincio io un pezzetto della storia, poi magari la continui tu. 99 gol e domani c'è una finale, la Supercoppa, la Juventus, sei il capitano, sei napoletano, continua come vuoi, testo libero. Che sogni? No, vabbè, sicuramente sogno di più la vittoria che 100 gol, e che vincere è la cosa più importante. Poi se arriva il gol ben venga, però l'importante è fare una grande prestazione, aiutare i miei compagni come faccio sempre e cercare di arrivare al risultato al di là se faccio gol o non faccio gol. Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio, ciao Lorenzo. Mai come in questo momento intorno a te convergono le attenzioni del calcio italiano. Mancini dice che sei indispensabile, gran parte degli allenatori ti ritengono ormai il calciatore italiano più interessante, più affascinante, mi verrebbe da dire. Questo è il momento della consacrazione per te? No, sicuramente sono belle queste parole, ascoltarle dagli allenatori, soprattutto dal CT della Nazionale, che l'ho sentito, l'ho ringraziato perché è giusto che sia così. Io sto cercando di lavorare ogni giorno e di limare qualche difetto, grazie al mister che mi sta aiutando, perché i difetti ce li abbiamo tutti. Mi sprona tutti i giorni a dare il 100% e di continuare a lavorare così. Io sto cercando di farlo e spero di migliorare sempre ogni giorno. Sì, buonasera, Pino Taormina del Mattino. Capitano, come arrivate a questa finale e quanto è importante la Supercoppa in quel continuo processo di crescita che vi ponete in essere durante questa stagione? Grazie. No, arriviamo bene, perché domenica, al di là del risultato che è stato di 6-0, ma abbiamo fatto una grande prestazione e dobbiamo continuare così. Sappiamo che è una partita difficile contro una grande squadra con grandi campioni, però penso che abbiamo preparata bene e cercheremo di dare tutto in campo. Poi per la società, per la città, per i tifosi, la squadra ha un grande significato questa Coppa. Noi scenderemo in campo per giocarci la partita e dare un omaggio ai nostri tifosi. Salve Lorenzo, Titti in Prota, Canale 21. Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, c'è un po' il timore che ci si possa adagiare in vista di questa partita, o c'è grande tensione e concentrazione, visto che è una sfida e basta? È da dopo la partita della Fiorentina che al Castelvolturno vedo i miei compagni concentrati, anche se dopo la partita, come succede in altre gare, chi ha giocato fa scarico e chi non ha giocato fa allenamento. Chi è andato in campo a fare allenamento l'ha fatto a 2000, come fanno sempre. Ieri siamo andati bene, oggi siamo andati bene e questa è la cosa importante. Dobbiamo solo scendere in campo e fare le cose come sappiamo e fare una grande prestazione, senza timori e senza paura. Sì, Ciro Trovise, IamNaples.it. Lorenzo, l'ultima finale contro la Juventus era 6 mesi fa. Come sono cambiate le due squadre e se pensi che arrivate alla pari a questo appuntamento? No, sono passati 6 mesi e domani è un'altra partita. Io spero che faremo una grande gara, concentrati dal primo all'ultimo minuto. Nella partita secca sicuramente ce la giochiamo alla pari e ti ripeto, io spero che domani arriviamo bene preparati mentalmente ad affrontare una grande squadra, perché sappiamo che la Juve è una grande squadra, grandi campioni e dobbiamo affrontarla nel modo giusto.
Lorenzo, buonasera, Gennaro Arpaia di Marzio.com, e dall'altra parte ritroverai, hai parlato anche di nazionale prima, dall'altra parte ritroverai qualcuno che conosci bene, vi siete scambiati qualche messaggio in questi giorni, anche se c'è stato poco tempo tra una partita e l'altra? No, tanti compagni di nazionale nella Juve, però in questi giorni precedenti l'ho sentiti come facciamo di solito durante l'anno, pure se gruppo della nazionale, però in questi giorni non ho sentito nessuno. Grazie Lorenzo, riprendiamo il giro delle domande per il mister, riparte Modugno per Sky. Buonasera Gattuso. Buonasera. Il fascino, le suggestioni di una partita, di una sfida bella, diversa, vale un trofeo, però partirei dal campo. Le chiedo come sta Petagna e che livello di condizione ha eventualmente in questo momento Dries Mertens. Petagna oggi ha fatto tutto quello che doveva fare, domani abbiamo ancora una seduta d'allenamento per finire le cose, per preparare al 100% la partita. Oggi quello che gli abbiamo chiesto ha fatto e domani lo valutiamo. A Dries bisogna fargli solo dei grandissimi complimenti, perché è un giocatore che sta stringendo i denti da quando è arrivato dal Belgio, non è al 100%, si sta allenando 2 o 3 ore in più degli altri con dolore, sta prendendo qualche antinfiammatore per non sentire il dolore, sta stringendo i denti e bisogna fargli solo i complimenti. Sicuramente non è al 100%, ma se c'è bisogno ci darà una mano. Buonasera, sono Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. Volevo chiederle, mi sembra che la Juve arrivi con meno certezza dal punto di vista dell'assetto tattico e anche degli uomini, visto l'assenza a questa partita. È giusto dire così? È un vantaggio o uno svantaggio per il Napoli? Il problema è quando giochi con la Juve c'è sempre degli svantaggi e vi spiego perché. La Juve ha una grande mentalità, è composta da giocatori che vincono da 9 anni, dell'80% che vincono da 9 anni in Italia e in Europa hanno fatto cose straordinarie. Sono giocatori che non devono sentire, secondo me, l'odore del sangue, perché sono giocatori che mentalmente sono preparati, sono disposti a fare tutto, perché hanno una grande mentalità. Ed è per questo, se noi pensiamo che domani, perché hanno sofferto con l'Inter, per noi sarà una passeggiata, noi dobbiamo dare il 200%, bisogna rispettarli, e ripeto perché bisogna rispettarli, perché al di là dei campioni che hanno grande mentalità e bisogna fare la nostra partita con le nostre armi, con rispetto e sicuramente se facciamo le cose per bene abbiamo le nostre chance, però con la consapevolezza che affrontiamo un grande club e una grande squadra. Ciao Rino, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Io so che insomma, tu eri una delle vittime preferite degli scherzi di Pirlo ai tempi del Milan, per te sarà una partita speciale. Vuoi raccontarci che cosa significa per te ritrovarlo in panchina e soprattutto qualche aneddoto che ti lega a lui? Con Andrea devo dire che abbiamo cominciato presto a giocare, abbiamo cominciato nazionale quando il 15 under 16, abbiamo fatto under 18, siamo stati campioni d'Europa under 21, abbiamo vinto la Coppa del Mondo, vinto tutto quello che dovevamo vincere. Devo dire che è stato molto importante per la mia carriera, sicuramente l'ho aiutato anch'io. Lui nasce numero 10, mezza punta, e dopo ha cambiato il ruolo del vertice basso, è stato incredibile. Ma di là di quello c'è grande amicizia da parte nostra, abbiamo condiviso veramente tantissime cose dentro un campo, anche fuori dal campo, qualche danno l'abbiamo fatto con le nostre mogli e c'è tuttora un grande rapporto. Domani è una partita di calcio, sicuramente spero di dargli un rammarico, però ripeto, vinca il migliore, ma rimarrà sempre un grande amico e abbiamo scritto pagine importanti. Dopo sugli scherzi, lo sapete, ha fatto il libro, l'ha scritto, ma a volte sembravamo Bud Spencer e Terence Hill, ha preso più schiaffi di me secondo me in 20 anni che da suo padre, però c'è sempre stato un grandissimo e c'è tuttora un grandissimo rapporto. Mister Ciro Troise a Naples.it. Hai vissuto tante finali da calciatore e da allenatore, spesso risolvono i dettagli. Domani ritroverete l'arbitro Valeri. Napoli-Milan non andò molto bene, definiste la comitata di Ibra un colpo alla Mike Tyson. Se ci hai pensato quando c'è stata la designazione o se non vuoi dare alcun alibi alla squadra? No, assolutamente no,
perché lo penso veramente. Valeri secondo me è un ottimo arbitro con i suoi assistenti. Se non sbaglio il Napoli l'ultima Supercoppa che ha vinto a Doha l'ha vinto proprio con Valeri arbitro, e noi non possiamo pensare che Valeri deve essere un nostro problema. Valeri è un professionista, un arbitro internazionale già da tantissimo tempo. Da parte nostra, da parte mia specialmente, c'è grande rispetto e sicuramente sa quello che deve fare, ha l'esperienza giusta di riuscire a portare la partita nei canali giusti e far rispettare tutte le regole, ma c'è grande rispetto da parte di Valeri e di chi lo seguirà in campo. Ciao Rino, buonasera, sono Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio. Tu e Pirlo vi portate appresso un vissuto impressionante, neanche stiamo qui a contare i trofei e la quantità di partite. È una cultura calcistica invidiabile. Stamattina Zoffi in un'intervista al Corriere dello Sport diceva: fossi in Gattuso non mi fiderei di Pirlo. Ma Pirlo si deve fidare di Gattuso o gli tiri uno scherzo? Ce l'hai un'idea in testa di come fregare il tuo vecchio amico? Non lo so se gli tiro lo scherzo, le idee ci sono, ma bisogna innanzitutto rispettare l'idea che bisogna portare avanti e avere rispetto e non cadere nella trappola che la Juventus è in crisi. L'ho spiegato già prima, io non ci casco, spero che non ci casco nemmeno i miei giocatori. La Juventus difficilmente ne sbaglia 2 di fila e questo lo dicono i numeri, ed è per questo che noi domani dobbiamo fare una grandissima partita di attenzione, tenere bene il campo, riuscire a fare le cose che ci vengono bene, quelle che ultimamente ci sono venute meno bene, metterci un po' di attenzione in più. E bisogna rispettare l'avversario, perché è un avversario, anche se gli mancano dei giocatori importanti, è un avversario che ha una rosa incredibile, ed è per questo che noi domani non dobbiamo commettere l'errore di pensare che la Juventus è in crisi. La Juventus non è in crisi, la Juventus gli mancano dei giocatori, ma è una squadra che può sempre metterti in grandissima difficoltà. Buonasera mister Vanni Zagnoli, il Messaggero. Il presidente De Laurentiis avrebbe voluto rinviare la Supercoppa. Lei è felice di giocarla in questo momento? Magari quando lo disse erano situazioni diverse. Poi è stato nella Supercoppa persa ai rigori contro di lei che secondo lei Sarri ha iniziato un po' a scricchiolare come posizione. È vero che aveva già perso anche la Coppa Italia contro la Lazio. Con la Supercoppa. Al contrario, noi abbiamo vinto l'Italia e la Lazio ha vinto la Supercoppa. Esatto. Ma sul Presidente non c'ho da rispondere nulla, perché l'ha chiarito il Presidente, quello che doveva chiarire, che se mi ha parlato con la Juventus, ha parlato con la Lega, dopo un giorno si è sistemato tutto. Sulla partita nostra sono passati 6 mesi, questa è un'altra partita, una partita diversa, una partita che ci arriviamo con un'identità un po' diversa da 6 mesi fa. La Juventus idem, perché ha cambiato un qualcosina, e domani sicuramente sono 2 squadre che in questi 6 mesi è cambiato più di un qualcosa. Sì, buonasera, Pino Tormina del Mattino. Gattuso, questa partita quanto è importante per tutto quello che lei dice deve fare il Napoli per crescere in mentalità e in tutto il resto? Grazie. Una finale ti può dare una botta di adrenalina, una botta, portarla a casa a livello mentale sicuramente ti può alzare l'asticella. Una sconfitta se arriva una sconfitta dobbiamo essere bravi a saper reagire, perché si gioca ogni 3 giorni, perché in questo momento, e lo ripeto sempre questo, noi siamo, non solo il mio Napoli, in tutta Europa, in tutto il mondo, si fa un altro sport, perché fare anche una finale, ripeto, questo è, la Juventus ha riposato meno di noi, perché noi abbiamo giocato il pomeriggio di domenica e c'è poco tempo, e c'è paura, c'è un'area. Da un anno a questa parte c'è un'area strana dentro lo spogliatoio, dentro le case, dappertutto, perché c'è sempre paura, perché si vive con questo dannato Covid che ha fatto più di 2 milioni di morti e non c'è tranquillità.
e ogni giorno ti svegli sempre con la paura che puoi perdere qualche giocatore. Gli infortuni, se andate a vedere, stanno aumentando, ma perché si gioca ogni 3 giorni, non c'è spazio per poter recuperare. Siamo dei privilegiati sicuramente, perché il fatto di giocare e di essere pagati vuol dire che siamo fortunati, però è difficile perché secondo me i valori reali delle squadre non è veritiero, manca qualcosa, ma non solo a noi italiani, ma in tutte le competizioni europee e mondiali. Salve Gattuso, Titti in Prota, Canale 21. Secondo lei chi è la favorita tra Juve e Napoli in questa sfida e come si prepara questa partita, soprattutto dopo il 6-0 rifilato alla Fiorentina? Si deve dire il meno possibile, guardare negli occhi i giocatori, lasciarli tranquilli, riuscire a lavorare a livello tecnico-tattico, impostarla bene, sbagliare il meno possibile e si deve parlare poco perché già la partita in sé per sé si prepara da solo. Sulla Fiorentina non cambia nulla, abbiamo giocato contro la Fiorentina, non abbiamo giocato contro la Juventus, venivamo da un periodo che a livello di prestazioni non sono state brillantissime, venivamo da 2 vittorie a Udine e Empoli e sicuramente la partita con la Fiorentina, anche se ci è andata bene perché sull'1-0 potevamo prendere l'1-1, la partita poteva cambiare, siamo stati bravi a portare il nostro binario e domani giochiamo contro la Juventus. Se pensi di giocare contro la Juventus gli stimoli vengono da solo, è normale che bisogna farsi trovare pronti, non farci sorprendere e dopo vedremo alla fine come andrà. Buonasera mister, Luca Spigarelli, Juve News. Lei e Pirlo siete cresciuti con Ancelotti, c'è qualcosa di simile nel vostro calcio? Non so che quando parlo con Andrea, abbiamo parlato spesso, ultimamente no, da quando è allenatore della Juventus è impegnato, prima rompeva più le scatole perché c'era poco da fare e dopo le partite ci sentivamo spesso. Vediamo il calcio su per giù allo stesso modo, ci piace partire da basso, ci piace che le nostre squadre vanno alla ricerca del palleggio per andare per far toccare palla a tutti i componenti della squadra e la vediamo un po', abbiamo una visione di calcio su per giù uguale, abbiamo giocato per tanti anni insieme, sicuramente adesso andiamo alla ricerca di un qualcosa di nuovo, di un qualcosa che per tanti anni abbiamo visto fare le squadre spagnole, allenatori spagnoli e ci piace quella tipologia di calcio là. Ultima domanda. Grazie. Gianluca Dino, La Stampa di Torino. Buonasera mister. Io volevo chiederle se questa partita avrà un valore anche doppio considerando quel che è successo ad ottobre con la partita fantasma, con quello che è successo poi anche nei tribunali. Se questo primo duello tra Juve e Napoli, tra lei e Pirlo vale doppio, a maggior ragione con un trofeo in palio. Grazie. Io penso che non dobbiamo parlare con questo linguaggio perché già Juve Napoli è sentita da parte delle tifoserie. Io penso che in quel momento là, e ripeto, c'è stata grandissima buona fede da parte nostra, siamo stati bloccati dall'ASL, non abbiamo rispettato le regole, alle 7-5 eravamo sul pullman per partire, siamo stati bloccati e da parte nostra, come ho detto già prima, specialmente da parte mia, ma vi posso assicurare da parte dei miei giocatori, di chi lavora, c'è grande rispetto per il calcio, per la società Juve, perché sappiamo che è una grande società, una squadra che ha scritto pagine importanti, è composta da persone per bene e tutta il Napoli ha grande rispetto nei confronti della Juve, questo ve lo posso assicurare. Dopo le altre chiacchiere le lasciamo fare agli altri. Noi domani per noi è una partita importante, giochiamo una finale e abbiamo grandissimo rispetto della Juventus. Grazie, buona serata.